Buongiorno a tutti. Io intanto mi ero preparata un discorso un po' scritto e sono stata appunto invitata per parlare di sport come elemento di cultura che crea relazioni. Quindi, poi magari volevo fare due parole anche sui grandi eventi sportivi, che cosa che mi... Si sente? No. Aspettiamoci più. Grazie. Allora, veramente per me è un piacere essere qui oggi. Questo evento mi sembra molto importante. Ho ascoltato con grande attenzione questi numeri, questi dati, e veramente tanto interessanti. Però appunto io sono qua per condividere con voi questo approfondimento che è finalizzato un po' ad esaltare e a raccontare lo sport nella sua accezione autentica. Innanzitutto vi porto i saluti del presidente del CONI Giovanni Malagò, che mi pregio di rappresentare in questa occasione, con l'intento appunto di trasmettere la bellezza e lo spessore degli ideali che lo sport mi ha insegnato nel corso della mia vita e che mi ha accompagnata appunto nella mia crescita, prima di tutto personale e poi in tutta la mia carriera sportiva. Quindi questa è la vera ricchezza dello sport, il patrimonio inestimabile che il mio mondo sa regalarmi, devo dire, ogni giorno, permettendomi di affrontare le difficoltà come un'opportunità e le sfide come quella consapevole determinazione che sa infondermi solo la cultura del sacrificio e la propensione al confronto come spunto di crescita. Lo sport però non è solo agonismo, è un formidabile strumento formativo, la chiave giusta per schiudere le porte di una crescita sana e corretta, capace di contrastare in modo energetico le problematiche che minacciano gli equilibri sociali. Non garantisce solo il benessere fisico, ma è capace di favorire l'inclusione, l'aggregazione, il corretto sviluppo dei rapporti interpersonali. Sport vuol dire fratellanza, vuol dire cultura civica e sviluppo sociale. È un linguaggio universale che fa ponte e annulla le distanze, anche costruisce percorsi di solidarietà e di condivisione più forti delle diversità. È un movimento che fornisce risposte forti e indicazioni importanti. Chi ne fa parte deve osservare i valori, perseguendone sistematicamente gli obiettivi senza che la mission venga vissuta come un obbligo, ma come un compito di cui si è gratificati perché affrontato con la certezza che rappresenti la soluzione giusta, la cosa migliore da fare. Lo sport è una palestra di vita che chiude fuori le paure e i rischi, insegna a fare squadra, a creare meccanismi di mutualità che ti fanno sentire invincibile andando oltre i limiti e le paure. Si vince e si perde insieme, oltre ogni individualismo, e ci si confronta con lealtà nel rispetto dell'avversario, che non è mai un nemico. Insegna a stare insieme, ad ascoltare, a dialogare, a sentirsi parte di un progetto e a rendersi complementari in nome di un obiettivo comune. Chi sceglie lo sport non sbaglia mai, vince sempre, e lo fa adottando uno stile che lo rende unico, portabandiera di un modo di essere speciale. Siamo tutti un simbolo di un movimento che crea legami e aiuta a dissolvere pregiudizi, valicando le frontiere negative e gli esempi distorti. Un futuro migliore che si specchia nella diffusione di sani principi didattici, etici ed educativi, e il nostro movimento riesce a essere un formidabile interprete di questa esigenza. Sa coniugare l'attività motoria a quella dell'accrescimento umano. Apre conoscenze, le rende libere di sognare, di pensare positivo, di librarsi verso obiettivi sperati, di cullare aspirazioni mai banali. Va letto in base a una competitività non esasperata ma indirizzata nella logica del miglioramento costante. I giovani devono avere risposte sicure nel nome della trasparenza per abbracciare
liceità e abbandonare le dipendenze da esempi errati. I valori che ci caratterizzano arrivano dove altri fenomeni danneggiano la società. Per questo coinvolgere significa credere in una collettività virtuosa e creare le condizioni per un domani capace di specchiarsi in una mentalità che sia da guida per le nuove generazioni e che aiuti a dimenticare i dissapori, i rancori e le invidie. Facendo appello all'umile grandezza che ci appartiene, seguendo i principi in cui crediamo e che, come oggi, proviamo a raccontare, per fare sempre più dello sport un vero e proprio modello di vita. Ecco, questo è un testo che abbiamo scritto insieme al Presidente e al CONI e che appunto vuole mettere in luce quello che è lo sport oggi, lo sport che è un veicolo appunto prima di tutto di educazione e di un mondo migliore. Ma lo sport sappiamo bene che sta diventando sempre più anche un settore economico molto molto importante e soprattutto qua in Sardegna, che avete una terra davvero bella, magnifica. Io ho viaggiato tutto il mondo, ho visto bellissimi posti, ma devo dire belli quanto l'Italia non è così facile, non sono così facili da trovare, e quando mi chiedono anche dove è il posto più bello per andare a fare windsurf, io spessissimo dico la Sardegna, perché avete un posto, un'acqua, un vento che sono veramente dei colori che sono veramente fantastici e delle condizioni che ci invidiano anche chi vive nell'oceano, perché spesso qua ci sono delle onde fantastiche, soprattutto nella parte di là verso Oristano, e devo dire che è conosciuto anche in tutto il mondo. Sono due posti in Italia che sono conosciuti in tutto il mondo per il mio sport, che sono Porto Pollo e Torbole, e tutte e due appunto sono in Italia e quindi questo per dirvi che avete una potenzialità enorme con lo sport, con il turismo sportivo. L'Italia si è aggiudicata ultimamente dei grandissimi eventi, dalle Olimpiadi di Milano Cortina alla Riders Cup, all'ATP Finals, avremo anche i Giochi del Mediterraneo, ora se non mi sbaglio 2026, ma ce ne sono tanti che stanno venendo fuori, per quali noi abbiamo fatto delle richieste, e questo significa che l'Italia sa organizzare gli eventi, e attraverso gli eventi sportivi si hanno delle grandissime opportunità, prima di tutto per far conoscere il nostro territorio, poi sì, sono già degli indotti economici importanti, ma anche proprio per fare cultura attraverso lo sport ai nostri giovani. Questo è fondamentale sul nostro territorio, perché si è visto che tutte le zone che hanno una realtà sportiva importante hanno anche un benessere dei propri giovani importante, cioè si vive bene, e questo quindi è la cosa secondo me fondamentale che appunto lo sport proprio lascia sulla vita di tutti quanti. Qua c'è un amico anche, Stefano Pisciotto, che veramente ha uno dei posti più belli, credo, qua sul nord, a Coluccia, e devo dire che stavamo parlando prima con lui quanto anche legare l'agonismo, la parte agonistica degli sport può portare a un turismo nuovo, un turismo anche agonistico appunto. Ricordo che quando c'era stata la candidatura di Roma alle Olimpiadi, era stata scelta Cagliari. Ora vabbè, qui siamo a Olbia, però diciamo che era stata scelta Cagliari, questo per dire la Sardegna, come zona per poter fare la vela. Poi qui in vela avete, per la vela avete in Costa
questa Costa Smeralda avete veramente uno dei luoghi più belli, Porto Cervo, con anche lo Yacht Club Porto Cervo sono stata spesso ospite, e con delle regate magnifiche, regate che veramente sono nel mondo della vela un simbolo unico, e hanno una tradizione anche unica, per cui ecco, mi fa piacere, ripeto, essere qua, poter dare un piccolo contributo, e soprattutto incoraggiarvi a, forse attraverso anche quei numeri, a studiare come poter sviluppare in quest'area sempre più attività attraverso lo sport in generale, perché io vi parlo ovviamente più di mare perché sono naturalmente per me il mare è la cosa più bella, ma ci sono anche tantissimi posti per andare in bicicletta, per esempio, fare escursioni. Assolutamente. Sono venuta qua anche in bici, e quindi ecco, avete un territorio unico che potete sviluppare veramente in tanti modi. Abbiamo qualche domanda, possiamo? Sì, certo, anzi volentieri. Preferisco le domande a parlare. Iniziamo da Stefano Pisciotto, allora, che è stato evocato. Ecco Stefano. Ciao Alessandro, vabbè, ci Sì. conosciamo. Ti ringrazio per i complimenti alla Sardegna. Ti volevo fare una domanda specifica sul settore windsurf, perché da poco c'è stato il cambiamento della classe olimpica, che praticamente verrà utilizzato l'idrofoil nel windsurf, praticamente il windsurf volante, che abbiamo visto che anche nella Coppa America ormai ha preso piede. Io penso che abbia un grande valore turistico sportivo questo, perché amplia il raggio dell'utilizzo del windsurf, oltre che fuori stagione, anche con venti leggeri, quindi questo a noi ci avvantaggia tanto, perché non andiamo a rincorrere solo le grosse perturbazioni, ma anche quando il tempo è bello possiamo utilizzare questo sport turistico. Che secondo te, che considerazioni ci puoi fare da questo punto di vista, se hai qualche novità da dirci? Grazie. Ma sì, la vela ultimamente ha avuto un po' di trasformazioni, perché con l'utilizzo dei foil sono stati applicati praticamente a qualsiasi tipo di classe di regate, ma sì, sicuramente si può navigare con venti anche molto leggeri, quindi non solo le coste più battute dal vento, ma anche altri tipi di tutte le coste possono essere a questo punto sviluppate, assolutamente sì. Scusa? Sì, anche la possibilità ad altre località di utilizzare questo sport. Assolutamente. Nella zona di Palau, Santa Teresa siamo privilegiati, perché riusciamo ad aprire le strutture a fine aprile e a chiuderle intorno al 10 di novembre, e visto che si parla tanto di turismo sportivo, di allungamento di stagione, per noi questa è una grande opportunità, Sì, anche di creare attività sportive, di aumentare le attività Sì. sportive in altre località, che non siano solo le nostre o Cagliari, parlando di Sardegna ovviamente. Sì, assolutamente la destagionalizzazione è importante, credo però che sia anche molto importante che poi le amministrazioni, anche ora la butto lì, non mi uccidete, però le amministrazioni vadano incontro alle esigenze di strutture sportive che hanno bisogno, per poter destagionizzare, di avere anche dei permessi e delle situazioni in grado di offrire un'accoglienza adeguata, ecco. Lo dico perché io sono toscana originariamente, e anche da me, diciamo, viviamo un po' dei problemi simili nel momento in cui si parla di destagionalizzazione su strutture che stanno sulla spiaggia, sul mare, ecco. Una domanda del professor Morandi. No, io ho una domanda semplice, curiosità, per capire un po' anche come possiamo programmare. Lei ha una grande esperienza internazionale, ha conosciuto tutto il mondo, ha visto un po' tutto il mondo gareggiando e parlando con gli operatori di tutto il mondo.
Esiste una percezione di Sardegna come destinazione sportiva? Cioè è percepita la Sardegna e qual è la percezione che si ha della Sardegna come destinazione sportiva, non come luogo per fare vacanza o per... Sì, come... assolutamente sì, esiste e io ripeto, soprattutto magari ora ho più esperienza naturalmente con il mio sport, ma ci sono tantissime federazioni straniere che chiedono di venire qua in Sardegna ad allenarsi e noi stessi come Federazione Italiana Vela, come nazionale, abbiamo scelto la Sardegna per allenarci nei mesi invernali, quindi esiste un piccolo grande problema sono i trasporti, quello forse che stavamo dicendo appunto prima, cioè il fatto di cercare di renderli un po' più fruibili, di renderli anche un po' meno esosi, perché onestamente quando dobbiamo un po' per il turismo sportivo spesso magari c'è la necessità di viaggiare in macchina e quindi di viaggiare con i traghetti e devo dire che i costi dei traghetti a volte sono importanti, molto importanti. Quelli con gli aerei ovviamente si riescono programmandoci con molto anticipo a trovare anche delle tariffe buone, però insomma si può fare di meglio, ecco, dobbiamo forse, ecco, lì è il punto, quello è il punto cruciale sicuramente, perché c'è la richiesta di fare attività sportiva anche proprio di squadre, di venire, di allenarsi qua in Sardegna. Questo c'è assolutamente, ve lo do al 100%, non solo nel windsurf, ma ripeto, si possono fare anche tante cose a livello di altri sport, ecco. Avete una grande potenzialità, ma i trasporti sono la cosa un pochino più esosa e difficile e è un ostacolo che anche per i sardi stessi, cioè per chi vive in Sardegna e fa sport, tante volte spesso c'è la difficoltà di muoversi insomma in maniera più frequente per poter confrontarsi di più con altri atleti e quindi partecipare a più gare che possono permettere una crescita agonistica superiore, e anche lì ci sono delle difficoltà delle volte proprio legate ai costi dei trasporti. Sì, volevo fare una domanda anch'io, visto che abbiamo questa opportunità di averla qui presente, la ringraziamo ancora. Lei prima citava il fatto che ha girato tutto il mondo e quindi ha avuto delle esperienze un po' dappertutto nel pianeta, sempre collegata ad eventi sportivi, immagino, ma anche eventi di altro genere, no? Sì. Occasioni di altro genere. Ecco, mi chiedevo, ma visto che noi siamo sempre interessati ai confronti e a vedere se qualcuno fa delle cose che noi possiamo copiare, fra le località che lei ha visitato, c'è qualche località che può essere associata alla nostra situazione dove ad esempio il turismo sportivo ha avuto un grande successo e c'è qualche consiglio, qualcosa che noi possiamo diciamo, mutuare per poter migliorare la nostra situazione? Domanda abbastanza difficile. Io ora, senza parlare magari di una località specifica, però quello che ho visto è che delle volte ci sono dei posti che veramente hanno pochissimo, una cosa sola, riescono a venderla in una maniera pazzesca, mentre noi abbiamo delle bellezze uniche e tantissime cose da vedere, perché ripeto, cioè io sono stata in Sardegna tante volte, sì, sono stata quasi sempre sul mare, però mi rendo conto che c'è anche all'interno delle cose da vedere che sono incredibili, eppure non so, forse non sono collegate, ecco. Cioè io, ecco, uno dei ultimi viaggi che ho fatto al di là dello sport, sono stata a Buenos Aires per lo scorso anno per le Olimpiadi giovanili, ho detto vabbè, visto che è la terza, quarta volta che vado in Argentina, vediamo qualcos'altro.
ma quando ho detto voglio andare a vedere uno dei ghiacciai più grandi al mondo che era giù nel profondo sud, o a vedere le balene, che erano le balene? Sì, erano le balene, i pinguini e altri tipi di foche, animali che hanno solamente là in un'altra baia. C'era un'organizzazione pazzesca dove io ho chiamato un'agenzia e praticamente mi ha trovato tutto, dall'albergo al taxi che mi portava all'aereo, all'escursione già, e dovevi assolutamente acquistare quei pacchetti. Cioè c'era un collegamento, una rete che è perfetta. Ecco, questo forse? Questo Molto perché poi interessante, fondamentalmente vedevi quello e non vedevi altro, non c'era altro, però quello riuscivano a darti un servizio pazzesco. Ancora una domanda? Buongiorno dottoressa e benvenuta, è un onore e un piacere averla qua, anche se lei viene in Sardegna sicuramente tante volte ha surfato qui in zona. La mia domanda è volta a questo: lei è una delle relativamente, diciamo, poche sportive che è riuscita a fare stare sveglia qualche italiano di notte per seguirla, non giocando a pallone o non facendo uno degli sport privilegiati. Allora volevo vedere questo parallelismo tra diciamo, quale può essere la molla per fare emergere uno sport di nicchia o comunque degli sport cosiddetti minori, come in effetti può essere considerato in parte il windsurf o altri sport rispetto al calcio o agli sport principali, è un parallelismo con la Sardegna che viene sempre vista come una destinazione in parte di nicchia e per certi versi elitaria, quindi anche la vela è uno sport elitario. Le ha detto Portocervo, quindi le strutture di Portocervo, ma si può andare a fare vela o windsurf in tantissimi meravigliosi posti e in altre baiette. Quindi quale può essere la chiave di volta o il contributo del CONI per aiutare a regioni di nicchia e sport di nicchia a essere invece diffuse, senza dimenticare che io ho visto tanti anni fa Capoverde, per citare delle isole dove non c'era niente, però erano pieni di giovani che andavano lì solo e esclusivamente per fare windsurf. La ringrazio. Ma ecco, Capoverde è una di quelle località anche lì che sono venute. Capoverde, ora posso fare un Capoverde, io ero stata lì nel 95 o 96 perché l'ufficio del turismo di Capoverde aveva chiesto alla rivista Windsurf Italia e ci aveva ospitato completamente pagato, spesato, di venire giù con, appunto, io facevo da testimonia per quanto riguardava il windsurf e c'era un altro ragazzo invece per la mountain bike, per fare tutto un articolo e promuovere Capoverde in Italia attraverso proprio, questo è un esempio, no, di poi nei 2 anni successivi hanno fatto altri tipi di investimenti sempre relativi a windsurf e oggi è una delle località per il windsurf, il kite, il surf da onda più rinomate tra, diciamo, questa community per andare proprio durante tutto l'anno, poi perché lì ovviamente è sempre caldo perché è molto bassa. Ma il calcio, vabbè, è una realtà forse a sé, è un mondo completamente a parte. Io devo dire che in Italia comunque abbiamo un trend di crescita per quanto riguarda tutti gli altri sport, anche se addetti appunto minori. Questo grazie anche, io credo, ai risultati che l'Italia sta ottenendo negli altri sport, perché non ci scordiamo che a livello olimpico, a livello anche mondiale,
l'Italia sta ottenendo dei risultati pazzeschi e sta comunque avendo anche delle icone degli atleti che sanno veramente portare il valore dello sport davanti cioè mostrarlo davanti a tutti i giovani, quindi c'è un aumento, il trend è in aumento della pratica proprio degli altri sport. Poi attraverso gli eventi, attraverso appunto le Olimpiadi, che sono il massimo, la massima espressione dei valori dello sport, perché comunque immaginate anche solo la quantità di volontari che un evento come le Olimpiadi ha bisogno. Ecco, in prospettiva Olimpiadi Milano Cortina, io veramente invito tutti i giovani e tutti i ragazzi a fare una domanda per diventare volontari, perché è un'esperienza unica, un'esperienza che ti apre veramente la mente, perché vedi paesi di tutto il mondo, vedi un'organizzazione particolare, vedi come si muovono queste persone, quindi è veramente un modo per riportare lo sport, per portare, diciamo, non riportare, ma portare lo sport al centro della vita dell'Italia. Secondo me, ecco, questo è tramite questi eventi, assolutamente. Abbiamo un'ultima domanda, altrimenti Sì. poi non facciamo più interventi. Buongiorno, io sono un appassionato di vela da sempre. 10 anni fa sono stato circa per un mese in Bretagna e ho girato per porti, diciamo, perché lì sicuramente la vela è lo sport principale. Ma sono andato a vedere anche delle spiagge e con mio grande stupore rispetto alle nostre mancano gli ombrelloni. Praticamente ci sono ogni 300-400 metri, che ne so, c'è una concessione per mettere degli ubicati di tutte le misure, per i bambini dai più piccoli ai più grandi, e ci sono tutte queste scuole vela, cioè delle spiagge grandissime di chilometri, ne ho contato anche 20-30 scuole diverse. Volevo chiederle di fare un appello, visto che voi come federazione avete scelto Cagliari per allenarvi, che si parla sempre della Sardegna come un posto, come dire, topico per far la vela. Il problema è che mancano le piste d'atterraggio, perché se andiamo a vedere le nostre spiagge, ci sono sembra di vedere Rimini, insomma, in certi luoghi, però mancano proprio la possibilità di avere delle concessioni per mettere della nautica da diporto, tipo per fare delle scuole a vele. Cioè, quindi la regione dovrebbe decidere di aprire a questo mercato, perché questo mercato è sicuramente complementare al turismo ed è propedeutico all'allungamento della stagione, quindi ce ne dovrebbero essere dappertutto. Invece, voglio dire, qui le scuole, lei lo sa meglio di me, sono tutte associate a club che, voglio dire, l'obiettivo principale, i soci per la maggior parte sono gente che ha le barche nei pontili a motore, si fanno piccole scuole di pochi ragazzi. Io per primo ho avuto dei ragazzi a scuola, queste scuole che non funzionano. Bisogna attivare ormai scuole come società di ragazzi che vanno avanti da sole, cioè proprio come società giovanili. Si può reggere questo mercato in Sardegna se ci sono questi sviluppi turistici. Quindi voglio dire, la regione dovrebbe fare qualcosa, perché in molti comuni pochi sono chiusi, non sono stati fatti e anche gli altri piani non sono stati fatti e non c'è più assolutamente nessuno spazio per mettere delle piste d'atterraggio per questo tipo di società. Ma l'Italia sì, è un paese un po' particolare per quanto riguarda le spiagge, perché è l'unico che dà, tante spiagge sono piene di praticamente tutta concessione e quasi delle volte è difficile accedere alla spiaggia se tu non passi attraverso
uno stabilimento o ci sono delle aree, non faccio nomi in Italia, ma dove veramente per andare in spiaggia devi pagare, altrimenti non arrivi in spiaggia, e questo forse non è proprio così giusto. E in più appunto sì, avere aree dedicate allo sport, all'attività sportiva dovrebbe essere così. All'estero è un po' diverso, all'estero le spiagge spesso, anzi sono pochissime quelle attrezzate, sono pochissime quelle dove trovi stabilimenti o trovi proprio il bar sulla spiaggia, ma è appena magari sulla strada. Questo non vuol dire che non ci sono non c'è la ricettività anche in quel senso, no, ma è magari messo in un posto dove la spiaggia la vivi, ma la vivi in una certa maniera. Poi no, hai anche il servizio. Però io credo che sia un po' scollegato tutto il sistema, cioè forse anche appunto la regione, come dice lei, o il turismo deve essere collegato poi a come viene utilizzato l'arenile e chi magari poi dà la concessione o gestisce e divide, no, le spiagge, questo sì. Però c'è uno scollegamento sicuramente per riuscire, ecco, l'Italia in questo dovrebbe fare un pochino più sistema per mettere poi in collegamento tutto quanto, perché è un po' il discorso che si diceva anche degli aeroporti, se ci sono quelle tasse lì, cioè poi grazie, perché quando io vado a Palma de Mallorca, che abbiamo tutti gli anni una regata, è pieno, ma proprio l'aeroporto è costruito in maniera tale che c'è un piazzale enorme dove arrivano non so quanti autobus e caricano ogni volta centinaia di persone, quindi ecco, dovrebbe essere, il nostro sistema dovrebbe fare più sistema e cercare di creare questa rete per cui se fai uno sviluppo del territorio, che a mio avviso l'Italia veramente potrebbe svilupparsi tutta nel turismo, deve poi collegare tutto quanto, non sono a compartimenti stagni, ecco però. Benissimo. Alessandra, grazie davvero, è stata Grazie. molto preziosa la sua testimonianza.